Ben ritrovati cari amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Siamo ormai giunti alla conclusione di questo anno, ci stiamo apprestando per i preparativi del cenone appunto di San Silvestro, però risulta sempre interessante capire come si evolverà il tempo nel corso della settimana. Possiamo dire che dopo un San Silvestro di tempo tranquillo con sole, temperature rigide solo durante la notte ma non eccessivamente fredde, qualche nebbia e foschia, qualche segnale di cambiamento sarà probabile il primo dell'anno, quindi un capodanno che vedrà l'arrivo di nuove nubi già dalla mattinata, nubi che nel corso della nottata e soprattutto nella giornata di mercoledì 2 gennaio porteranno delle precipitazioni sotto forma di piogge e anche nevicate sulle zone montuose, quindi finalmente tornerà, se sarà confermata questa linea di tendenza, della neve sulle zone montuose. In effetti con la mappa che volevo farvi vedere, questa ci fa vedere la distribuzione della neve. Sul nord Italia vediamo neve sulle zone alpine, sui nostri monti e anche qualcosetta sulle zone pianeggianti del basso Piemonte. Da noi invece la quota neve sarà attorno agli 800 metri, 1000 nella parte terminale e poi il tempo dovrebbe ristabilirsi alla volta di giovedì con il ritorno del sole e noi tornerà poi una figura di alta pressione molto forte che porterà un aumento repentino delle temperature in quota e il ritorno delle nebbie nel corso del prossimo fine settimana. Con ora concluso, auguro a voi tutti una buona conclusione di questo anno e un sereno 2013.